Siamo a Castiglione delle Stiviere, nello splendido scenario del Parco Pastore, che tra poco vedrà al via circa 300 ragazzi della categoria giovanissimi per quella che è l'edizione numero 8 del trofeo Città di Castiglione delle Stiviere, con l'organizzazione a cura del team Cycling Performance, il patrocinio del comune di Castiglione delle Stiviere, in cabina di regia in primis Walter Chicchi, che tra poco avremo al nostro microfono. Ottava edizione del trofeo di Città di Castiglione, che coincide con l'assegnazione del campionato regionale giovanissimi della specialità. Dicevamo circa 300 i giovani atleti presenti quest'oggi nella cittadina mantovana, in rappresentanza di 60 società diverse. E tra pochi minuti il via con la prima partenza. Buongiorno a tutti, siamo qui in quel di Castiglione delle Stiviere, in questa bellissima location dove stiamo strutturando e mettendo in partenza questo campionato regionale giovanissimi MTB. Spero che l'organizzazione sia ok, ma vedo che tutto funziona nella maniera giusta. Io sono responsabile del fuoristrada dei giovanissimi della regione Lombardia, insieme al mio superiore capo della struttura tecnica Andrea Toni. Penso che la location è bellissima, spero in un giorno di sport per tutti quei ragazzi che vi partecipano e che lo affrontino nella maniera più corretta per la categoria di cui ne fanno parte. E comunque la giornata è ottima per una gara di questo tipo, la gente non manca e ringrazio tutti per la partecipazione, sponsor, un grande elogio all'organizzatore che ci ha reso partecipi di questa gara, che sarà una cosa fantastica, e ringrazio comunque la struttura tecnica, tutti quelli che gli sponsor in modo particolare. Grazie. Via, vai larga, via! Vai! Dai Davide, dai!
L'ordine d'arrivo della categoria C3 maschile era cittadina, Rico Zappelli, Mattia Gatta, Mattia Turano, Andrea Lorenzo. Thank you.
I'm going off, I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. Just need a win. I'm going off. I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. Just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline waste. Dai Ale! E attendiamo qualcuno dell'organizzazione per Prendilo! Dai, su! Dai! I primi due al passaggio mentre il terzo capitano di giro di finale presenti. Walter Picchio, qualcuno della staff, grazie per le classifiche della categoria G5, grazie alla pazienza, posizioniamo al classico giro di Lascialo scappare, non lasciamo scappare, dai, forza! Dai, non ce la faccio più, non parlare! Più agile, qua più agile.
Niente, volevo ringraziare innanzitutto tutti i partecipanti perché 300 ragazzi a correre qua nel Parco Pastore a Castiglione è stato un grande successo, ma voglio anche ringraziare tutti i volontari perché senza il loro apporto, consideriamo che oggi c'erano 60 volontari sul percorso e in assistenza, senza di loro non sarebbe possibile organizzare eventi di questo tipo. Voglio ringraziare il comitato regionale che a seguito alla nostra candidatura ci ha assegnato l'organizzazione di questo campionato regionale. Speriamo di aver soddisfatto le esigenze di tutti. Ancora un nuovo ringraziamento a tutti i partecipanti e arrivederci alla prossima. Buondì, sono Valerio Compagnoni, sono delegato dell'Avis provinciale di Mantova. Ringrazio innanzitutto gli organizzatori di questa fantastica competizione a livello straprovinciale, quindi regionale, è una prima volta per noi e naturalmente vedendo la grande entusiasmo e la grande partecipazione dei ragazzini dobbiamo fare adesso un appello anche ai donatori che sono le mamme e i papà di questi ragazzini. Quindi metteteci anche voi un po' di entusiasmo perché come Avis abbiamo sempre bisogno. Sappiamo benissimo che molti di voi sono già donatori, però il numero è sempre carente perché le esigenze sono sempre incalzanti. Da quest'anno facciamo anche una particolare richiesta per le donazioni di plasma. Ovviamente non sto qui a spiegare tecnicamente come avviene, però rivolgetevi alla vostra sezione locale o all'ospedale dove abitate e sicuramente farete un'azione solidale per tutti. Grazie, alla prossima partecipazione agonistica. Allora, la manifestazione è andata bene al 100%, la gente è venuta, il tempo era bellissimo. Io devo ringraziare a questo punto il mio vicepresidente Walter Chicchi che ha messo anima e corpo per organizzare questa gara che lui aveva in mente di farla. Noi come comitato gli abbiamo secondato, ma visto i numeri e visto l'afflusso di gente credo che sia stato per noi comitato di Mantova, che è un comitato piccolo però a livello regionale abbiamo aumentato nei numeri sia come organizzazione di corse che come tesserate, dunque per noi è un vanto. Questo per noi anche oggi è un punto di partenza per gli anni a venire, perché oggi qua c'erano circa 300 ragazzini e ragazzine che sono il futuro del ciclismo per quanto riguarda il fuoristrada. Io di nuovo devo ringraziare sia Walter Chicchi che la società, tutti i volontari e anche l'amministrazione comunale che ci ha aiutato molto. Grazie.
chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Il tuo impegno merita il meglio. Ethics Sport, sempre un passo avanti.